fosse reso conto anche per prendere una decisione più consapevole poi sulla bontà della decisione presa da questa maggioranza, perché come diceva anche Antelmo, capiamo che far guardare il conto è difficile. Il nostro tentativo è di capire qual è il mezzo migliore, il mezzo speculativo, in ragione anche dell'imparzialità e della relazione del tutto qui. Grazie consigliere Pellegrini. Prego Sindaco. Allora cerco di rispondere un po' per grado alle varie domande che sono state ulteriormente poste. Innanzitutto confermo sì di aver ricevuto la lettera del Collegio Provinciale di Venezia, area di Caorle, in data odierna peraltro alle 11:27 anticipata la mia mail, quindi io l'ho potuta vedere poco dopo. E come riportato dalla lettura che ha preceduto, qui si parla di grave crollo degli investimenti e di erosione dei posti di lavoro per il fatto che si aumenta a 1,06 l'IMU sulle abitazioni principali. Noi non siamo l'unico comune che ha portato l'IMU sulle seconde case 1,06. Per citare il comune di Teglio, ma insomma è dal 2012, però qualcuno potrebbe evitare, non è un comune turistico e quindi il confronto non varrebbe, ma come già anticipato il suo giro, vi è un comune turistico noi vicino, è anche più grande a livello di presenza che Jesolo, che da quando è stato possibile introdurla è stata portata a livelli di massimi già dall'anno 2012, quindi Jesolo ha l'aliquota sulle seconde case a 10,6 già nell'anno 2012 oltre che nel 2013. E vorrei citare il caso di Jesolo proprio per vedere che molto probabilmente questo grande paura in realtà è inconsistente, perché se Jesolo ha 1,06 nel 2012 e poi ha introdotto l'imposta di soggiorno e l'ha messa 3 volte più alta della nostra, sin da subito, e oggi Jesolo ha approvato in delibera di giunta comunale un imposta di soggiorno che vale 4 volte la nostra. Jesolo si trova nella stessa situazione nostra dei tagli e quindi Jesolo ha la necessità non di aumentare l'IMU perché non la può più aumentare sulle seconde case o di aumentarla sulle prime case, loro ce l'hanno 0,2 o 0,3, ma anche per il gioco delle detrazioni riusciamo a non far pagare quasi a nessuno. Oppure, ed è la soluzione che molto probabilmente la dovremmo come Jesolo, sarà quella di applicare la Tasi. È stato citato San Michele del Tagliamento. San Michele del Tagliamento ce l'aveva più alta di noi di 0,3 punti percentuali, sempre a partire dal 2012. Non pare che anche questo importo avesse in qualche modo scombinato il turismo di quella località. Anche Jesolo avrà molto probabilmente, non lo so, perché siamo i primi noi ad andare in bilancio di previsione di tutti i comuni di litorale, avranno la necessità molto probabilmente o di portare l'IMU a un'aliquota più alta di quella che attualmente hanno, oppure di affiancare all'IMU la Tasi, cosa che invece noi abbiamo ritenuto di non fare. Allora mi pare che se Jesolo ha un imposto di soggiorno che 4 volte la nostra, un IMU sulle case non adibite all'edizione principale che da 3 anni è la più alta in assoluto di tutto il litorale, non mi pare che Jesolo abbia avuto un calo di presenza turistica neppure nell'extra-alberghiero, comunque l'extra-alberghiero per Jesolo non sia una delle componenti importanti come ad esempio San Michele del Tagliamento, quindi come ad esempio la spiaggia del Bibione. Vedremo cosa faranno gli altri. Noi abbiamo fatto, per rispondere dall'ultimo consigliere Pellegrini, questo tipo di scelta, è stata una scelta politica, poi siamo condivise, è ovvio, di non aumentarlo su alberghi, perché comunque gli alberghi hanno già questa ulteriore tassazione che è l'imposta di soggiorno. Per me sto finendo. Allora, se vogliamo fare il ragionamento per il quale perché non è stata fatta un'operazione di trasversale rispetto a tutti i soggetti che potevano essere soggetti che subivano l'imposizione, è stata una scelta politica condivisa, all'unanimità, come ha detto anche il capogruppo. È stato deciso di non toccarla al ricettivo alberghiero, di non toccarla ai commercianti, di non toccarla ai ristoratori, di non toccarla a questa tipologia. Non avevamo altre scelte, si può condividere o meno, dico che sia stata colpita un'attività piuttosto che un'altra, in questo caso a carattere ricettivo, però in ogni caso era una formula quasi necessariamente obbligata, l'alternativa era solamente quella di ridurre che erano una componente dico di spesa non consolidata alla quale facevo riferimento prima.
Poi il fatto che la lettera sia arrivata questa mattina è francamente non è che dopo che si sia passati in giunta a deliberare un mese fa si possa oggi alla vigilia, a poche ore dal Consiglio, andare a rivedere le valutazioni, ma molto probabilmente anche se fosse arrivata una settimana fa la valutazione non sarebbe stata riveduta perché la decisione era già stata presa un mese fa. Grazie Sindaco. Votiamo la delibera. Consigliere Alterno, prego. Assessore Giro, io non ce l'ho con lei, sa, io non ho detto che voi siete vuol dire, avete dimostrato, poi avete letto, io ho letto solo quello che avete scritto. Se lei si è sentito dire, si è sentito non coerente con quello che diceva, con quello che fa, è un problema suo, è un problema di coscienza, non è un problema che io non l'ho accusato da solo. Grazie consigliere Alterno. Mettiamo i voti favorevoli, 9 voti favorevoli, voti contrari, 8 voti contrari. Favorevoli 9, contrari 8. Passiamo ora alla 14ª delibera, programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 ed elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2014, aggiornamento del coordinamento bilancio previsionale 2014. Relazione all'assessore Commisso. L'articolo 128 del decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006 fa obbligo ai comuni di predisporre e approvare il programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Le modalità e gli schemi tipo per la redazione del suddetto programma triennale sono già stati individuati con apposito decreto ministeriale del 31 giugno 2000. Con la deliberazione di giunta comunale numero 339 del 20 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato individuato quale responsabile per la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 14 della legge 109 del 94 e successive modifiche di integrazione di settori e servizi tecnici. Con la deliberazione di giunta comunale numero 246 del 7 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma triennale 2014-2016 del relativo elenco annuale dei lavori riferito all'anno 2014. In sede di stesura del bilancio di previsione 2014, per il quale la data di assunzione della delibera di giunta comunale numero 246 del 2014 non si poteva conoscere per ovvie motivazioni gli elementi fondamentali, si è reso necessario modificare la ripartizione degli investimenti per annualità, mantenendo immutato l'elenco dei lavori programmati già definiti con il summenzionato provvedimento amministrativo. Conseguenza quindi di un effettivo coordinamento tra il bilancio previsionale 2014 e l'elenco degli interventi programmati, è stato predisposto un adeguamento al programma triennale degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'elenco annuale per l'anno 2014. L'aggiornamento non muta l'agenda dei lavori. L'aggiornamento in argomento presenta così carattere evidentemente formale, non comportando sostanziali modifiche all'impianto originario negli schemi già approvati con deliberazione di giunta comunale numero 246 del 2013. Quando sopra la giunta comunale, visto l'aggiornamento della definitiva proposta formulata per competenza del dirigente di settore e già oggetto di approvazione tramite deliberazione di giunta comunale numero 246 del 2013, è ritenuto di provvedere a un mero aggiornamento formale dei strumenti di informazione in materia, visto l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi e agli effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000, visto il parere favorevole formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 47.3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, visto il testo unico degli enti locali approvato con il decreto legislativo numero 267 del 2000, su voti no. Propone di approvare l'aggiornamento del programma triennale 2014, 2015 e 2016 dei lavori pubblici di relativo elenco annuale dei lavori riferiti all'anno 2014, allegato su A alla presente deliberazione, ai soli fini di un efficace e corretto coordinamento del allineamento del bilancio previsionale 2014. Del reato che la primitiva impostazione degli schemi di programmazione già approvati con deliberazione di giunta comunale numero 246 del 7 novembre 2013 non viene meno in quanto si tratta di un allineamento contabile sugli stessi interventi. Del reato
Il presente provvedimento non comporta diretti oneri di spesa e viene assunto esclusivamente ai fini di coordinamento con il bilancio di previsione per gli anni 2014 e pluriennale per il periodo 2014-2016. Grazie Assessore Commisso. Ci sono interventi? Un gruppo teso, prego. Tu il piano delle opere pubbliche ti dà le sue iniziative o il suo contributo a questo piano delle opere pubbliche? Che intenzioni ha, quali sono le sue proposte, visto e considerato che quello è lo stesso piano che era stato approvato l'anno scorso. C'è anche un intervento del capogruppo Borini, prego. Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso, trattandosi di un punto che è stato ulteriormente trattato dalla seconda commissione, intendo riproporre, se consentite, la diamo per la stessa questione pregiudiziale che era stata sollevata in ordine al punto 5, credo che sia posta in votazione. Grazie capogruppo Borini. Linda Conferro. Allora, prima di mettere al voto la pregiudiziale, come richiesto al capogruppo Duri, volevo fare un passaggio, e questa non è una delibera di carattere sostanziale, per cui anche un'eventuale discussione in ordine alla presenza o meno delle ragioni che possono portare all'accoglimento o meno della pregiudiziale è un passaggio che avrebbe invece una delibera che recepisce sostanzialmente solamente la necessità di adeguamento alla ripartizione dei finanziamenti rispetto a quello che è un piano già approvato. Per cui francamente lo guardiamo già, se il Presidente vuole comunque mettere il voto, E di procedere con la votazione. La pregiudiziale che lei propone è quella sempre di ritirare questa delibera all'ordine del giorno. Voti favorevoli? 8 voti favorevoli, voti contrari? 9 voti contrari. Quindi proseguiamo con la discussione di questa delibera. Ci sono interventi inerenti all'argomento in discussione? Lascio la risposta alla parola all'assessore Commisso. Come lei sa, il capogruppo stesso, la legge impone di preparare il programma dei lavori ordinari e annuali almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione. E normalmente dovrebbe essere previsto entro il 31 dicembre dell'anno che è prassi ormai, diciamo così, che la scadenza venga prorogata per motivi noti di cambi e ripensamenti dell'ultimo momento da parte del legislatore. La delibera di cui stiamo parlando è stata approvata già in ritardo il 7 novembre e a quell'epoca non si sarebbe potuti eventualmente approvare il bilancio di previsione. Quindi, sotto questo punto di vista, non avendo niente da obiettare rispetto ai lavori previsti e, come dire, essendo entrato io stesso la partita già iniziata, non potevo assolutamente cambiare il corso degli eventi. Ricambiati tipologie di finanziamenti, ma le opere pubbliche per quest'anno sono rimaste quelle poste dalla precedente amministrazione. Mi ha dato una risposta che mi aspettavo, infatti la invito ad astenersi perché dopo la risposta che ha dato alla mia domanda è chiara e lampante. Infatti ha ragione, è stato approvato dalla precedente, quindi prima del suo ingresso da assessore. Che infatti già nel previsionale approvato 2013, non vorrei essere nei confronti del pubblico, non le dico cosa ha dichiarato del piano delle opere pubbliche e le informo per inciso che è lo stesso che approviamo questa sera e quindi lei è l'assessore di riferimento. Allora, visto e considerato che il nostro amico assessore Giro parla di coerenza, almeno su questa si astenga, perché dopo una risposta del genere capisce, perché ha visto, noi abbiamo dimostrato dei voti chiari
visto la nostra coerenza, lo faccia anche lei. Grazie. Capogruppo Bonino, prego. Grazie Presidente. Ecco, noi invece, a proposito delle opere, avremmo da obiettare, in quanto, se non abbiamo letto male, si tratta comunque di prevedere la riqualificazione urbanistica, ad esempio, di Viale del Molo. E questo è un intervento che noi non abbiamo mai condiviso e che non possiamo neppure condividere, ad esempio, in questa sede. Quindi la domanda è, essendo comunque proposto di prevedere anche questo tipo di intervento, voi intendete mantenere anche la riqualificazione di Viale del Moro nei termini che erano stati previsti allora? Prego, Sindaco. Allora, non è che con questa delibera vi sia l'approvazione del piano triennale che prevede la riqualificazione di Via del Moro. Via del Moro è già stato previsto nella precedente delibera di approvazione del piano triennale delle opere, che noi dobbiamo solo fare una modifica formale e non sostanziale. Io dico quello che dissi in Consiglio Comunale l'anno scorso e anche 2 anni fa. La riqualificazione di Via del Moro è un'opportunità, ma data la fragilità di quel tessuto urbanistico, non è possibile portarla avanti nei termini in cui venne approvata con una sorta di priorità dal Consiglio Comunale di prima di questa amministrazione, perché allora su un'area di poco più di 4.000 metri quadrati venne di fatto, credo, triplicata la quadratura massima prevista per la delibera di Consiglio, portandola fino a 15.600 metri cubi. Francamente 15.600 metri cubi di possibile sviluppo urbanistico su un'area o su un tessuto così fragile nel nostro centro storico io non lo condivido, non condivido nemmeno lo strumento giuridico che quel Consiglio Comunale allora andò ad approvare, per cui Via del Moro sì, va riqualificata, che va riqualificata nei termini proposti per il Consiglio Comunale no, quindi sarà oggetto eventualmente di nostro intervento. Grazie Sindaco. Procediamo allora ai voti. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 2 voti contrari, astenuti? 6 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari. Passiamo ora alla 15ª delibera, all'ordine del giorno, approvazione bilancio di previsione 2014-2016 corredato tutto. Relazione all'assessore comunale. Grazie Presidente. Premesso che il Comune di Caule ha aderito alla base di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile, per cui i tempi e le modalità di redazione dei documenti di programma finanziario per il triennio 2014-2016 vanno assoggettati sia alle norme generali del decreto legislativo 267 del 2000 che ai nuovi principi contabili, con particolare riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Visto quindi l'articolo 151,1 del decreto legge 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine entro cui gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione. Visto altresì il decreto ministeriale dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio 2014 è definito al 30 aprile sempre 2014, visto il sopra richiamato principio contabile e segnatamente i paragrafi 8, ovvero documento unico di programmazione degli enti locali, e il 9.3, ovvero procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, secondo i quali lo sistema di bilancio e il TUP sono predisposti dalla Giunta Comunale che da questa sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 64 di data 27 marzo 2014, con cui sono state approvate gli schemi di bilancio di previsione 2014-2016 e il collegato documento unico di programmazione, visto il richiamato paragrafo 9.3 relativo alla documentazione complementare al bilancio di previsione e dato atto che sono presenti nell'ambito dell'allegato numero 1 alla presente deliberazione il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013
tutto non è stato inizialmente al bilancio di previsione. B. Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato. C. Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità. D. Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento. E. Il prospetto relativo alle spese finanziate tramite contributi e trasferimenti comunitari. F. Il prospetto relativo alle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione. Dato atto che quanto riguarda l'ulteriore documentazione complementare prevista dal citato paragrafo 9.3 ha come punti G. Il rendiconto dell'esercizio 2012 è integralmente pubblicato nel sito internet istituzionale. H. Le risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2012 degli enti e organismi partecipati dal Comune di Caorle sono pubblicate nel sito internet istituzionale. I. Non risultano beni immobili da destinarsi ai fini a cui è il 567/62, 865/71 e 457/78 da cedersi proprietà in diritto di superficie oltre a quelli compresi ai piani già approvati. J. Per quanto riguarda tariffe, aliquote di imposta e tassi di copertura, ovviamente le abbiamo trattate prima, quindi le aliquote IMU per il 2014 sono state approvate con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Odierna. Le tariffe delle tali per il 2014 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale di Odierna. L'aliquota ai fini delle addizionali comunali all'IRPEF è stata approvata con deliberazione consigliare numero 23 in data 27 marzo 2008 e viene conseguentemente confermata per il 2014. Le tariffe relative all'imposta di soggiorno sono state approvate con deliberazione di giunta comunale numero 39 del 22 febbraio 2013 e vengono conseguentemente confermate per il 2014. Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche ammissioni sono state approvate con deliberazione di giunta comunale numero 168 del 7 dicembre 2006 e andranno applicate in conformità relativo al regolamento come modificato dalla deliberazione consigliare numero 24 del 27 marzo 2008. L'importo del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche è stato da ultimo approvato con la deliberazione di giunta comunale numero 395 del 27 dicembre 2005. Le tariffe per i vari servizi pubblici attivati, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono state da ultimo approvate con la deliberazione di giunta comunale numero 57 del 27 marzo corrente anno. Il tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2014 è stato determinato con deliberazione di giunta comunale numero 58 del 27 marzo 2014. K. La tabella relativa ai parametri del riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è compresa nel DUP, sezione strategica, condizioni esterne. L. Il prospetto relativo alla concordanza tra il bilancio di previsione e l'obiettivo programmatico del patto di stabilità è compreso nel DUP, nella sezione strategica condizioni interne. N. È presente la nota integrativa in allegato al numero 3. N. È presente la relazione del revisore di conti in allegato numero 4. Visto l'articolo 1,169 della legge 296 del 2006, ai sensi del quale, in caso non vengano apportate modifiche alle tariffe e alle aliquote dei tributi di competenza comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, rimangono quindi comunque in vigore le tariffe e aliquote già vigenti. Rilevato altresì che con deliberazione di giunta comunale numero 29 del 6 febbraio 2014 è stato adottato e con successiva deliberazione consigliare numero 5 del 11 febbraio 2014 è stato approvato l'elenco degli immobili di proprietà del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112
2008, convertito in legge il numero 133 del 2008 e con deliberazione di giunta comunale numero 56 del 27 marzo 2014 è stata approvata la proposta di impiego delle entrate derivanti ai sensi dell'articolo 2008 del codice della strada. Chiamate quindi le deliberazioni di giunta comunale con le quali sono stati approvati almeno i progetti preliminari delle seguenti opere comprese nell'elenco annuale delle opere pubbliche, quella scheda numero 3 allegata alla deliberazione che appunto è stata effettuata in data odierna, al numero 62 del 27 marzo 2014 ad oggetto realizzazione sede per medici di base, al numero 60 del 27 marzo 2014 ad oggetto adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio, al numero 67 del 28 marzo 2013 ad oggetto di riqualificazione corso Rovigno a Dura Verde, approvazione del progetto preliminare. Dato atto che gli atti e documenti citati ai punti precedenti, anche se non materialmente allegati, sono tutti presenti agli atti d'ufficio e costituiscono parte integrante della seguente deliberazione, visto l'articolo 12 del regolamento per la contabilità relativo agli atti allegati di bilancio di previsione, dato atto che costituiscono parte integrante della presente, sia il prospetto della spesa per il personale allegato al numero 5, sia il prospetto della spesa per il rimborso prestiti allegato al numero 6, dato atto che, come meglio specificato nell'ambito del TUP, il limite di spesa per l'affidamento di incarichi in collaborazione autonoma di cui all'articolo 7,6 del decreto legge 165/01 è stimato in euro 238.000 per l'esercizio 2014, ovviamente anche qui atto della relazione del revisore dei conti, tenuto quindi di approvare con i preposti schemi di bilancio e i relativi allegati, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, ai sensi del quale gli enti che partecipano al secondo oppure ora al terzo anno di sperimentazione devono approvare il bilancio e il TUP ai fini autorizzatori secondo i nuovi schemi, allegato comunque agli atti deliberativi di bilancio dell'altro ai sensi del decreto legge 267/2000 a fini conoscitivi, visti il decreto legge 267/2000, visto il decreto legge 118/2011 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, visto anche il vigente regolamento per la contabilità con particolare riferimento al capitolo terzo, dato atto che ovviamente è stato preventivamente sottoposto già all'esame della terza commissione consigliare, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, visto il parere espresso dal segretario generale secondo il regolamento dell'ordinamento sugli edifici e sui servizi, si propone di deliberare 1. Di approvare il bilancio di previsione 2014-2016 nelle risultanze di quell'allegato numero 1 della presente deliberazione, di approvare il DUP, ovvero del documento unico di programmazione 2014-2016 del testo di cui è l'allegato 2 al presente atto, di dare atto della regolarità della documentazione complementare prevista dal paragrafo 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, la nota integrativa allegata al numero 3 e la relazione del revisore allegato al numero 4, nonché ad altre norme di legge o di regolamento nei termini quindi della premessa, all'allegato numero 5 rispetto della spesa del personale, numero 6 rispetto della spesa per il rimborso prestiti, che è dimostrato il tendenziale rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità per il triennio 2014-2016 e il bilancio di previsione rispettato il principio di contenimento e riduzione della spesa per il personale. 4. Anche di approvare esclusivamente a fini conoscitivi il bilancio annuale e pluriennale previsione per gli medesimi esercizi secondo le modalità di cui è il decreto legge 267/2000 che si trova negli allegati numero 7 e numero 8. Ovviamente, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile. Si chiede che venga. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Capogruppo Deso, prego. Mi rivolgo all'assessore Minoia, naturalmente non entro in merito a quello che è il parere favorevole tecnico-contabile, anche perché gli uffici sanno fare bene il loro lavoro e soprattutto perché io ho il mio amico assessore Commisso che è il revisore ufficiale e controlla le poste di bilancio. Però su una cosa le chiedo, ho parlato appunto della nota del revisore che parla per quanto riguarda la spesa del personale. Mi può spiegare un attimo se la spesa del personale è contenuta o se c'è un piccolo aumento? Se me lo spiega, grazie Assessore Minoia. Ci sono altri interventi? Altre domande? No. Se volete porre le domande. Risponde l'assessore Minoia. No, per quanto riguarda le spese del personale non ci sono aumenti perché ovviamente noi non possiamo farli, cioè siamo comunque all'interno di quello che deve essere secondo legge la spesa che noi abbiamo. Ovviamente sono stati fatti dei cambi che sono soprattutto relativi alla questione del mercato ittico perché sono state portate delle persone che lavoravano in comune sono adesso anche al mercato ittico, però non la variazione per adesso è all'interno di quello che dovrebbe essere secondo la normativa. Quindi, capogruppo Teso, prego. Mi permetta, c'è un costo in più sul mercato ittico dell'assessore Minoia? Sì, ovviamente il mercato ittico ha dei costi Il personale intendo per il momento. Ovviamente ha bisogno di personale, deve restare in piedi, ovviamente si presume che poi produca anche una cosa positiva per il comune, lo sapete anche voi perché lo avete trattato anche voi. Esatto, infatti ci sono 40.000 euro in più, mi sembra, sull'allegato 7, assessore Minoia. Dottor Coronel, prego. Vediamo del dirigente. Grazie, assessore. Allora, il personale lo scorso anno per il mercato ittico era limitato a 3 mesi perché siamo partiti quel mese di ottobre. Quest'anno ovviamente è stato rapportato a 12 mesi, quindi è abbastanza naturale, c'è un incremento di spesa. Quello che ha segnalato il revisore che ha visto sulla relazione del revisore rientra in un altro concetto, nel senso che al di là di quella che è la spesa totale del personale che appare nel bilancio, i comuni hanno quel benedetto obbligo di contenimento della spesa. Poi non è esattamente quella cifra lì, ma è una cifra con tutta una serie di poste correttive, che so io, vengono annullate le assunzioni obbligatorie senza legge 68, vengono annullati gli aumenti contrattuali intervenuti negli ultimi 5 anni, se non ricordo male, e via dicendo. Il revisore cosa ha rilevato? Ha rilevato che nella stima iniziale dei costi noi superiamo di circa 36.000 euro il costo dello scorso anno. Noi come un ufficio abbiamo però anche tranquillizzato il revisore, nel senso che le nostre stime sono, come sempre, siamo anche scusate di esserci sicuramente prudenti, ma siamo sempre prudenti, nel senso che abbiamo considerato che determinate persone che in questo momento si trovano un rapporto di lavoro a part-time, ma che avrebbero facoltà di rientro nel corso dell'anno, potrebbero anche esercitare questa facoltà. Oppure una persona che si trova attualmente in comando presso la regione potrebbe rientrare perché salvo proroghe o momento definitiva il periodo di comando cessa alla fine di agosto. Quindi la segnalazione ci sta, il rischio francamente lo vedo molto
marginale. Comunque c'è un rischio molto marginale, ma è un rischio. Sì, un rischio certo, perché prima l'assessore diceva non si era aumentata la spesa, però è scritto. Chiedo sempre a lei, dottor Colocher, o all'assessore Minoglia? Sempre una specifica. Assessore, mi scusi. Sempre sul comparto mercato ittico, sempre allegato 7, si parlava, adesso diceva anche il dottor Colocher, su delle entrate, però se io vado a vedere quello che viene introitato dalla spesa, quello che è a previsione, e vado a vedere oltre l'entrata guardo l'uscita, c'è una differenza di circa 50.000 euro di perdita. Me lo conferma? In via previsionale è così, sempre per questo, chiamiamolo benedetto principio di stime prudenziali. Grazie, dottor Colocher. Grazie, dottor Colocher. Ci sono altri interventi? Consigliere Tononi. Devo dire che dobbiamo fare un'analisi su come è stato redatto questo bilancio. Devo dire che in principio siete cambi nella potenzialità degli uffici, che è giusto così come è sempre stato auspicato dal punto di vista politico, e sicuramente anche cercando di fare i punti più di quello che bisogna fare. Ritengo comunque questo bilancio, memore anche l'aspetto delle osservazioni che si facevano prima degli altri punti, non ha grandi novità rispetto a quello che era l'indirizzo che si sta assumendo in bilancio da 3 anni, che sicuramente per l'aspetto prudenziale e la consapevolezza di essere di fronte a delle norme non certe che alle volte non ti permettono di essere sicuramente più propositivi o assumere gli atteggiamenti, non dico individualisti, gli atteggiamenti più dinamici. L'unica incognita che sostanzialmente era già partita dalla scorsa amministrazione è sicuramente il punto di domanda, la sfida che questa amministrazione, le prossime amministrazioni si troveranno di poter fare, sono quelle dell'attivazione del mercato ittico, dove sicuramente sono delle poste veramente in gioco, sono quelle anche dal punto di vista nazionale, sono delle poste dal punto di vista esclusivamente imprenditoriale, quindi introiti, spese che devono essere sicuramente sopportate da entrate per poter poi dare ragione a questa amministrazione o alla città di Gauda, se vogliamo mettere sotto questo aspetto, e l'attivazione del mercato ittico sostanzialmente si regge in piedi da solo. Devo poi ritenere, devo evidenziare che un'altra posta ovviamente creata, quello che è stata la discussione, rappresenta un maggiore introito IMU proprio per le ragioni che dicevamo prima, e un'altra cosa su cui, vista l'esperienza che c'era stata l'anno scorso, anche per altri comuni che non hanno lavorato su questo aspetto, iniziato l'anno scorso che era la tassa di soggiorno, anche in questo caso ritengo che si potesse fare un'azione diversa se non quella di rimanere fermi a quelle che erano le considerazioni di valutazione dell'anno scorso. Poi è chiaro che ci sono dentro delle poste su sanzioni e mia bella forse è un aspetto compensativo.
non noto e che probabilmente doveva essere sicuramente uno degli aspetti di quei contenuti programmatici di questa maggioranza, la maggioranza espressa dal voto, e se potessi inserire in questo programma e bilancio di previsione. È chiaro che qui è un bilancio di previsione che probabilmente aspetteremo gli anni per stabilire se alcune poste e alcuni obiettivi che questa amministrazione comunale si è posta siano mi riferisco a livello del turismo, che l'assessore nell'ultimo consiglio comunale auspicava una certa rivitalizzazione. Staremo a vedere questo 1.400.000 euro quanti saranno diversificati o concordati con l'assessore al bilancio e così via, quello che riguarda anche gli aspetti sociali, per quello che riguarda gli indirizzi, il famoso Europa, il teatro adesso, a partire che io consiglierei di chiamare teatro, ma magari centro congressi, andare a cercare qualche soldo nella nuova legge 11 sul sostegno delle attività del turismo. La situazione dell'acquario, l'ex azienda di Caso, ci sono parecchie cose a salvare la valutazione del paesaggio agricolo. Proprio quello che riguarda il turismo, vedremo anche queste poste come saranno messe in campo. Si parla del gareggiante, io mi preoccupo per esempio della tavolina, ma sicuramente ci saranno i soliti 5.000 euro di investimento, ma credo che non bastino. Le risorse per il parco lagunare sembra un'aspirazione questa maggioranza. Alcuni interventi per quello che riguarda l'asporto rifiuti, quando si parla di zero, dobbiamo dire quali investimenti per arrivare a questi. E poi un'altra cosa che parlavamo prima è questa: in che modo, in che maniera andremo alla riqualificazione di via del Moro, sul quale fino adesso non abbiamo realizzato da un punto di vista esecutivo nulla. Sono poi quello che riguarda l'urbanistica, passando attraverso il piano degli additivi, degli investimenti di sostegno all'attività imprenditoriale e quant'altro. Quindi devo dire che è un bilancio su cui l'unica sfida concreta che vedo è quella che era stata iniziata l'anno scorso con l'attuazione del mercato idrico, a parte in corpo l'amministrazione comunale, che può dare una indicazione su questa attività della pesca. Ci sono varie attività in crisi, quella della pesca sicuramente può essere quella dei primari interni. Qui che è chiaro, ribadisco, bisogna tener conto del quadro economico in cui ci si sta muovendo. È chiaro che le bocce non sono mai ferme, perché l'attività legislativa
iniziativa Mario produce questo. Sostanzialmente vorrei sapere appunto se c'è già, io credo ci sia già una definizione di queste poste sul bilancio su quali progetti di gestione si andrà a fare oppure a realizzare. La disputa tra l'assessore, colui che tiene la borsa che è l'assessore bilancio, e naturalmente quelli che sono gli interessi della nostra città. Quindi credo che il primario è sempre quello delle risposte agli aspetti sociali. Dall'altra parte bisogna naturalmente dare anche delle indicazioni oppure degli indirizzi proprio politici per quello che riguarda anche gli aspetti imprenditoriali, che siano quelli quelli del turismo o anche dell'agricoltura, sono cose che vanno in considerazione. È chiaro che questo bilancio è fatto anche di alienazioni del patrimonio che sono 4 milioni di euro, dovrebbero essere anche quello un aspetto che potrebbe creare ossigeno. Lo sappiamo che però in questa situazione è difficile. Quindi non entro nelle cifre di per sé, perché poi queste cifre saranno un motivo per creare questi piani di gestione. Mi aspettavo sinceramente che questa linfa nuova che si diceva da questa mozione che era stata presentata e preparata in collaborazione dal gruppo Marchesani, qualche novità su quell'aspetto programmatico fosse espresso in modo macroscopico anche nelle poste di bilancio. Io mi aspetto comunque, spero, che queste vengano fuori poi con la distribuzione di vari settori, di indirizzi ben specifici. Questa amministrazione e la vostra maggioranza voglia dare risposte. Grazie consigliere Tonò. Capogruppo Bonini, prego. Grazie Presidente. Penso che questo mio intervento possa valere anche quale poi di dichiarazione di voto. In parte le osservazioni che faceva il consigliere Tonò le condividiamo, ci rendiamo conto che si tratta della elaborazione di un bilancio secondo quella che è la formulazione sperimentale, quindi ha cambiato anche l'impaginazione, se così vogliamo interpretarla, il bilancio che fino all'anno scorso avevamo conosciuto. Questo ha comportato anche un po' di problemi nella lettura del bilancio. Non toglie però che alla fine dei conti le questioni vanno esaminate e, come era già stato detto a proposito anche del budget della società patrimoniale, lo stesso vale per il bilancio del Comune del Capo. Qui non ci troviamo di fronte